Oggi sarà domani, ma un giorno o l'altro potrà uscire e io proprio a lui spero, credo sicuramente che qualche cosa darà, anzi spero presto perché mi sembra che il ciclismo abbia anche bisogno di qualche giovane buono. L'olandese Van de Velde all'attacco, scatto di Van de Velde, faceva parte del gruppo, prima abbiamo visto il gruppo degli seguitori con Visentini tranquillo nelle posizioni di testa del gruppo allungato, mentre vediamo che Johan Van de Velde sta tentando un'azione individuale, un'azione personale, ed è abbastanza interessante vedere come in questo gruppo di testa ci siano delle coppie, corridori della... Mentre Visentini sembra staccarsi in coda, vorrei far notare questo momento di corsa particolarmente interessante ed elettrico. Argentin sta tirando e Visentini che sta spingendo un rapporto di massima agilità. Visentini sta perdendo terreno, Visentini sembra non farcela tenere il ritmo del plotone e sta per essere affiancato dalle vetture della direzione corsa e delle ammiraglie. Questo momento di evidente difficoltà di Visentini, lo ripeto, ha coinciso con un attacco particolarmente deciso del campione del mondo Moreno Argentin, il quale ancora è in testa mentre vi parlo e sta allungando il plotone degli seguitori. Guardiamo Argentin tirare e andano con lui apposta a cercare, se è possibile, di aiutarlo, magari moralmente. Ecco, questo Van der Velde è al comando. Ora ultimo, diciamo, rilievo: Van de Velde al comando da solo, lanciato verso la vittoria, pensiamo, perché Van de Velde ora è a 4,5 km dalla conclusione. Poi c'è il gruppo più o meno compatto, con qualche sfilacciamento in coda, con Saronni staccato e con Visentini, come si dice, con le gambe in croce, un po' in questa immagine veramente crudele del dramma della maglia rosa, che però ha... certamente in crisi, ma purtroppo lo era, perché ha chiamato spesso la macchina e il primo allungo che ha fatto Argentin, Visentini si è staccato. Allora la situazione, Van de Velde, situazione al Gran Premio della Montagna, Van de Velde a un minuto, Millar che si è piazzato al secondo posto, terzo Le Carreta sempre a un minuto, poi gli inseguitori Munoz, Le Carreta, Breking, Millar, Giupponi, Rominger e poi il gruppetto con Steven Roche. Ecco il direttore del Giro Vincenzo Torriani ed ecco Van de Velde. Martino, forse è il caso di scendere con il radiomicrofono per poter sentire da Visentini immediatamente subito dopo l'arrivo che cosa è realmente successo, mentre ecco Johan Van der Velde che conquista il successo di tappa. Van der Velde, Johan Van der Velde, solitario vincitore della tappa. E ora occhio al cronometro, vediamo i primi inseguitori. Sprint per il secondo posto, c'è la maglia bianca di Rominger e Rominger che lancia lo sprint. Nell'ordine Rominger, Giupponi, Millar, poi Breking, poi Le Carreta e Munoz nell'ordine. Un altro gruppetto con Bauer, poi ecco il campione del mondo, poi Roche, Winner, e quindi con questo gruppetto Roche, attenzione, Adorni, tu controlla esattamente il tempo. Ecco Anderson, Chioccioli, Scheppers e Volpi. Ha consumato tutto in quel tratto della sella di Valcalda e poi nel finale ha pagato pesantemente. Ecco intanto Visentini sul traguardo, Martino rimane ancora sulla linea, ecco Martino pronto per intervistare Visentini. Sentiamo cosa ha da dire Roberto dopo questa terribile tappa. Ecco che si ferma, abbiamo visto che Visentini chiaramente ha qualcosa da dire, ha detto vado su un attimo, tranquillo, ecco qua.